E ciao, benvenuti sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi di nuovo a Milano, ma stavolta per provare per la prima volta finalmente Space Patti. Restavo solo io ragazzi su YouTube a non averlo ancora assaggiato, lo voglio fare ma in bello stile e con un personaggio milanese, signori. Con me oggi il grandissimo J Banana. Fai qua bro, dai, veramente. Ma non ti chiami J Patata? J Patatina, perché è quella che mi piace più di più. J Patatina, J Pata s'avvicina. Bene, quindi ragazzi oggi assaggeremo insieme i nuovi panini di Dose e Dadda per la prima volta. Ti posso dire una cosa, dicono che le patatine qua dentro sono le migliori di tutte quante, fra. E noi di patatine ce ne intendiamo. Tu sicuramente no, io sicuramente sì. Perfetto, siamo in piazza 24 maggio. Bravo, dove? Zona? Navigli. Bravo, cavolo. Una delle zone più tipiche Bravo. milanesi. Già vedo fuori una bella fila, non so se il nostro cameraman... Dov'è la bella figa? No, la bella fila. Ah, ok. Non so se il nostro cameraman può avvicinarsi e far vedere un po' la fila. Io c'ho fame, ti dirò la verità, sono le 2 del pomeriggio, mi ha detto vieni a prendere la luna, sono venuto alle 12:40, 2 ore di parcheggio, Milano è così, andiamo a mangiare, dai. Posso dire una cosa prima di cominciare? Ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento. Spingete che sta la canna, non c'è soldi neanche per pagare il parcheggio. Iscrivetevi al canale, consigliatemi altri posti dove andare a mangiare, a provare cose, Tipici. a recensire. Tipici. No, tipici di tutta l'Italia. Dai. Girerò. Allora dai. E soprattutto io, una cosa importante che ci tengo a dire, non ho visto nessun video, giuro, di nessun altro youtuber da Space Patti. Non voglio essere influenzato. Vabbè, quella tipa che ha recensito tipo mezzo Sì, Giulia. male. Chi è? Giulia Crossbow. Ma chi è? Vabbè, non la conosci. Ciao. Ciao. Tu c'eri l'altra volta. Ok, devo fare un video, ho già avvisato. Allora, napoletano. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Buonasera, buonasera. Siamo dentro ragazzi. Una fila durata niente. Beh, fra, regolare, E questa è l'Italia, signori, questa è l'Italia. Aspetta, però fammi un attimo capire non dove è... ci troviamo. Allora, questo qua gira da poco, mi ha detto Riccardo. Doveva girare prima, ma l'hanno messo tipo da qualche settimana. Molto figo. Qua all'entrata, vediamo l'entrata. Appena entri, cioè è come se fosse il mio locale. Qua c'è il mio locale, Ma vabbè. fai parte della società? Ho preso le quote ragazzi, quindi. Allora qua c'è l'entrata dove fai l'ordine, però l'ordine lo puoi fare anche da sopra. Quindi noi andiamo sopra, ordiniamo da sopra che siamo più comodi, dai. Ok. Musica bene, sfera e basta. Però musica che non dovrebbe starci, se no copyright. Ok, allora ragazzi, è su 2 piani come vedete. Stiamo salendo sopra. Sembrano tipo le giostre, capito qua? Esatto, è fatto apposta perché spero di fare una recensione giusta, perché loro volevano ricordare un po' lo spazio. Aspetta un attimo, primo bagno con me. Vabbè, il bagno, che cazzo bagno? Non voglio far danni. Stavo ancora in doccia. Questo è l'atrio principale del secondo piano, ovvero del primo, dove c'è più posto. Però posso dire, cioè, possiamo cominciare a dire una cosa? Tu Bello. Da qua puoi fare l'ordine. Ok. E tocca per ordinarate. Sul posto da sport, mettiamo sul posto. Da sporco. No, però aspetta, vorrei farti vedere la stanza qua. Eccoci. Salve. Questo è. Cellulare. Qua è tipo, non lo so, se vuoi fare l'amore con la tua fidanzata ti puoi guardare in ogni dove. Bello però. Cioè, questa stanza a parte gli scherzi, Non cosa... lo so, ti dico la verità. Però è carina, cioè, non so che senso possa avere, però è bella. Te lo dico io, la gente viene qua dentro Eh? e si fa le foto. Ed è caratteristico del locale di Riccardo e Daniel. Effettivamente. E infatti guarda la tua fidanzata. sta facendo le fotografie. Un fast food del genere con una stanza Non così esiste, infatti, soprattutto non esiste. in 24 maggio, fidati di me. Ok, adesso andiamo ad ordinare. Allora, io prendo quello col bacon. Ma chi paga? Tu, paghi tu. Allora, io prendo il menù bacon. Dov'è bacon? Questo? Già sai da cosa è composto? Sì, vuoi che te lo dica? Sì, leggiamolo per gli Allora amici a c'è il casa. bacon, il cheddar, il giapaleno. Ah no, questo non lo voglio. No, vabbè, te lo dico io perché lo so a memoria. C'è dentro l'hamburger, il cheddar, la maionese o una salsa, non mi ricordo qual è. Il cavolo, se non mi sbaglio rosa perché io sono daltonico. Vabbè, aggiungo, basta. Qua 16,90 €. Già partiamo così. Aspetta, classica patatina, poi una bella Coca-Cola. Questo è il mio preso, ciao dai. Ok, però aspetta, visto che è la prima volta, ma perché sa 7 chissà? Ma chissà così fa i video? Dai, sono a casa mia. Allora, visto che è la prima volta, vediamo un attimo quali sono i menu di Space Patti. Space Patti. Chissà menu. come andrà solo a me, sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Tieni un microfono attaccato. Sto cantando. È normale, se sto parlando ti sente pure Ma tu. tu non sai cosa devi prendere, ti aiuto io, fra. È normale, voglio un attimo prima A me, però secondo- spiegare alle persone da casa quali sono i tipi di menù che ci sono qui. Allora, c'è lo Space Patty menu che è quello classico, normale, con pulled beef, white crauti, crispy, cipolla e salsa BBQ. Esatto. Poi c'è il patty menu, quello però cheese, non space. Cheese. Dentro lo space non c'è il cheese, qua c'è il cheese, ok? Quindi c'ha cheese.
cheese. Ciao cheese. Mentre il Millennium Bacon è quello che ho preso io, che ho già spiegato come funziona. Chili Questo non l'ho mai 51 visto. menù. Cheddar, poi c'è il picco de gallo e mayo spicy, dove c'è l'aglio, quindi non la prendo. Perché sono fettucciato. C'è quello col pollo, lo spicy a pollo, che è piccante col pollo, il BBQ con la salsa BBQ e il pomodoro, e l'astro, che è quello con la quinoa e spinaci un po' più vegetale. Veg. Ok, allora ragazzi, però oltre questo, ovviamente facciamo vedere tutto quanto. C'è l'Astro Snacks con Pulled Bites per i bocconcini di pulled pork, Pickle Bites, Galaxy, magari un telefono, Space Nuggets per 4 e per 6. Se prendi anche i nuggets arrivi ai 50 euro, lo sai? Però invitiamo i ragazzi a spingere questo video. No, in maniera tale raga, allora l'obiettivo è 150.000 visualizzazioni. In modo tale che in modo tale che puoi rientrare dalla spesa effettuata per questo video, ragazzi. Esatto, che tra parcheggio, Parcheggio, treno, permanenza e Space Patty sono fatti almeno 2,50. Space Patty, bella Space, stiamo facendo. Ah, e poi si può prendere anche solo il panino. Sì, beh, certo. Che io prenderò a Roberta Così, per risparmiare. Scusa, quale vuoi tu? Oh, che buon niente. Ricordiamo che dieta. stasera, dopo la finale di Sanremo, Hollywood Privé a tradire la tua fidanzata. Ah, scusa qua, è vero che è la videomaker. Ok, partono i secondi 15,90 €. Ok, quindi siamo a 32 ottantati. Perfetto. Signori, ci siamo ufficialmente. Ecco qui le nostre 2 porzioni di patatine e i nostri 3 panini presi. Tu già stai mangiando le patatine. Ma che patatine hai preso? Tu hai preso le classiche, io ho preso... Le dolci, dai. Esatto. dolci. Buonissimo. La patata ci sta. Vabbè. Bella patata. Fresca, zigzaggata. Particolare. Buona. Bella, bella. Queste invece le patate dolci, mi viene subito in mente pizza loca. Sì, le patate di pizza loca sono dolci. Buone, pure queste qua. Oh. Sì, queste buone. Belle. Odose Ok. un po' tirchio qua. Poche patatine. Un po' tirchio, Allora, diciamo una cosa prima di cominciare. Io non li conosco di persona, tu li conosci bene. Però diciamo quello che pensiamo. Io come ho sempre fatto, poi lo sai tu, il K. Tu lo sai che io dico quello che penso. Allora, questo è il primo panino. Grazie vecchio, grazie vecchio. Posso dire una cosa? Prima sensazione, primo commento, a caldo. Piccolini. Ancora, sempre così dite. A me sazia, zio. Grazie, ah, boh. Hanno detto tutti piccolino, a me in realtà. Ma non perché lo so. tu mangi come un bue, fra. Eccolo qua. Questo è il primo, non Mamma, so che quale fame, c'ho una fame incredibile. Mica questo è il tuo. Qua c'è il tonno suo. Il tonno. No, Ma non sta da nessuno tu. Non tiene in capo il tonno. non è il mio questo. C'è il bacon nel mio. Allora, ricordiamo anche la storia di questi panini. Space Patty. Sì, perché sei nello spazio, fra. Esatto, infatti il pane è fatto come una navicella spaziale. Comunque, investimento bello importante. Beh, ci credo. Questo è il mio, però non mi ricordo che cosa ci ho messo io di Frate, svegliare. Sarebbe praticamente lo spedi pollo. Gli straccetti di pollo, fra. Con una salsa particolare, i cetriolini. Vabbè, assaggiamo? Sono in hype in questo momento. Dai, assaggiamo insieme. Facciamo cin cin. Buon appetito. Ho sete. Il mio è buono. Buono, no, è buono pure il mio. Buono vero. Buono pure il mio. C'è un tocco di forte nel mio, di piccante. Saranno gli jalapeno. Jalapeno. Sì. Nel mio c'è il cavolo. C'è il cavolo buono, vero. Ah, è buono, è buono. È un buon panino. Però, ripeto, per il prezzo, io devo considerare pure questo. Comunque abbiamo pagato 15 €. Piccolino, non è grande. Fra, ti dico la verità, io vengo da Napoli, sai. Mi capiranno magari anche dose e date che guardano il video, ma è una critica costruttiva. A Napoli con 15 € mangi i panini a così. Te lo giuro. Quindi se tu fossi loro, dovessi aprire a Napoli, modificheresti i prezzi. Modificare il prezzo. Allora è un panino diverso da quello che Però, sto bro, pensando io. Sto pensando panini miei zavi, che non Però hai vicino. paghi il brand. E lo so, qua stai pagando il brand, stai pagando il nome, stai pagando il posto, sei a Piazza 24 Maggio, comunque stai in Coppia Naviglio. Stai pagando il servizio che comunque è veloce, stai pagando un insieme di cose. Sì. E secondo me oggettivamente, Ci sta. anche per me 15 € è tanto, però devi considerare il fatto che paghi il brand. E lo sai bro, a Milano soprattutto paghi il brand, c'è poco da fare. Qua hai in mente i panini che sto dicendo io. Certo, a Napoli ci vengo ogni 5 giorni. Cioè, sono clamorosi, no? Io ti dico una cosa, non puoi paragonare l'industria del cibo all'industria del cibo napoletano. Tra l'altro io lo sto Non puoi. paragonando anche dei panini, spesso venduti nei camioncini. Non sempre, vero? Bro, Anche quelli che fuori dallo c'hanno- stadio sai quanto paghi un panino a San Siro? Con la birra? 13 €. Ed è un panino così, con dentro 2 salamelle così, finito. Fra qua c'hai 1000 ingredienti, paghi il brand, paghi loro due, paghi il posto. Comunque è un bel locale Bro. che ha le sue spese. No, ci sta, sto Oggettivamente, considerando pure allora, il tuo discorso sul panino in sé, sul menù, 15 € è tanto. Ok. E questo non si discute, secondo me lo sanno anche loro. Ma considerando il fatto che ci sia dentro brand, nomea, posizione, servizio, Quindi non hanno voluto fare contesto, diversamente. 15 € è il prezzo giusto. Infatti cosa fai? Fai 15 € e c'hai la coda tutti i weekend fino al Naviglio Grande, bro. Allora, cambiamci il panino, voglio assaggiare il tuo. Col cazzo. Come fai assaggiare il mio? Mamma mia.
Non ti piace? Perché è forte. È piccante. Non sono un amante del piccante io, fra. Mortacci tua. È buono, Questo spinge, oh. Questo è bello. Fra, lo conosco io, sono Questo informato. sta spegnendo tutto l'incendio che ho in corpo. Ma però il piccante non è invadente, zio. No, anche io non sono un amante del piccante, però sincero lo sono mangiato ed è buono. Allora, questo lo preferisco di più. Poi perché il piccante non lo preferisco tanto. Quello è spaziale, fra. Allora, mi resta da mangiare l'ultimo che abbiamo preso, ossia questo con l'hamburger, il cheddar, l'insalata e il pomodoro. Quindi quello il più grande classico. Più classico. Sì, già ci ha dato un morso Roberta. Vabbè, dai, adesso lo continuo io. È buono, dai, è buono anche questo, è Il buono. numero uno è mio, fra. Secondo me il più buono sia il tuo. Cercavolo. Riccardo e Dani mi hanno detto che li hanno testati loro con uno studio, tutte queste robe qua. Sono andati avanti mesi. È un progetto al quale stanno lavorando da tanti mesi. Comunque io non ho mai mangiato il panino con questa forma particolare. Esistono da tanto, se non mi sbaglio, l'idea nasce in Corea del Sud di questo tipo di panino. Dove te lo sei andata a leggere? Ho studiato, prima di fare i video studio. Ah, minchia. Magari prima di dare il voto mangiamo un dolce. Se cacci i soldi, Sì, stiamo a 44, ora parliamo 50. Comunque il tuo? non mangiare. No, è più gonfio. È number one, fra. Però perché è più gonfio? Cioè, sta questo strato di carne Perché dentro. c'è più roba. Comunque vi faccio vedere lo scontrino, se no non ci credete che ho pagato. Sta scritto il nome qua sopra Pata. Non è vero? Perché la ci mi insisce. Però oggi pagate ragazzi, 44,70 €. Madonna. Il Millennium Bacon, il tuo sta 16,90 €, non mi dai. Allora ragazzi, come vi dicevo è arrivato il momento degli sweets, quindi dei dolci. Quindi abbiamo le patatine dolci con la Nutella, Space Bun Nutella, quindi il panino praticamente con la Nutella sopra, e lo Space Bun con Lotus. Per completezza di informazioni vi dico che esistono anche i Milky Way, gli shakes, Creamy Choco Shake, Caramel Shake, Pistachio Shake e Strawberry Shake. Io non prenderò nessuno shake, perché sennò oggi veramente ci va uno shake. Lo shake. Io... No, lo fai tu lo shake. Allora ho preso queste patate dolci con la Nutella sopra. Non ti piacciono? Ma Non mi ti viene la ispira? No, sì, non è quello. Mi viene la nausea, zio, a me, a mangiare i dolci, lo capisci? Ma in realtà... No, sono buone, però, zio, devo mangiarle prima di andare a dormire dopo una... C'è il secco se lo devo. Buono, fra. Sì. Però ecco, io ne ho mangiato una, basta. Che sta che sei in bagno? Non mi fanno impazzire, non mi fanno impazzire. Non ti piacciono? È un contrasto un po' particolare. Non mi fanno impazzire. Non ti fanno impazzire, ok. Cosa no. hai preso poi qua? No, zio. Il Lotus. Ma come facciamo a mangiare sta roba? Ma io che ne so? No, fra, ma sei impazzito. Quanto l'hai pagata? 5,50 €. No, non lo dividiamo. Quindi unici zuccheri Mangiamo hai così? pagato? No, mi rifiuto davanti alla gente qua dietro. No, no, ma mangia così cadi. Mamma mia, c'ho la Kings League dopo domani, mi fai vomitare, zio. No, ripeto, non perché non è buono, perché io il dolce lo digerisco poco. Hai mangiato un dolce così? No, ma neanche con una tipa, fra. Allora con me sì. Rimoniamo anche allora. Vai. Non mi piace. Però dentro è È gonfio. dolce. È tanto dolce. Mamma mia. Ma è normale, è Non dolce. sono un amante io, fra. Mi piace solo la figa. È troppo dolce neanche quella. Comunque guardate, pure all'interno ci sta il dolce, quindi effettivamente ha ragione Jay Patata, è tanto dolce, ma però non è male. È buono con questa granella di lotus sopra. Pesante. Secondo me, dopo tutto quello che ci siamo Se mangiati, mi mangio uno di questo qua sto male 3 giorni. dopo tutto quello che ci siamo mangiati, secondo me sì. Vabbè, allora, Jay Patata, Allora, qualitativamente non si discute. Allora, Ma devi essere un amante del dolce, Frani. vogliamo dare un voto totale. Se io se devo votare tutto, sinceramente, tutto do un 8 io. È alto, eh? E non so i tuoi metri di giudizio. Per me McDonald's è 10 per farti capire. Quindi è migliore di Space Patty. Il McDonald's? Beh, McDonald's è McDonald's. Cioè non è che non è paragonabile. Space Patty secondo me è un'altra roba. McDonald's non fanno il panino col cavolo, queste robe. No, no. O almeno sì l'hanno fatto, ma non è dedicato dettagliatamente come questo qua. Questo qua si vede che è proprio studiato per fare questo tipo di panino. Io ti dico, gli do un 8 perché è la prima uscita di due che non sono cuochi e hanno comunque deciso loro i gusti e le cose. Quindi a me sinceramente è piaciuto. Piace, ci verrei di nuovo, sì. Si può discutere sul prezzo, sì. Ci sono tante varianti che possono influire sul panino e sul cibo in generale che ci hanno fornito oggi, che però influiscono di 2 voti e basta. Ok, allora invece io, tenendo in considerazione la questione Tu sei del napoletano, prezzo, sei più... e tenendo in considerazione il fatto che abbiamo mangiato anche i dolci, quindi sto pieno, ma sto pieno solo per questo, il panino per me resta piccolo. Cioè, se prendo un solo panino, Un panino con le patatine e la coca non ce la fa.
cioè è troppo. Secondo me già la facci. Io invece sono a posto, per dire. Io do 7. Ok, vai, Scendo di un voto, però sono napoletano. Allora ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Space vi sia piaciuto? Fateci sapere qui sotto dove mi vorreste vedere a recensire altri locali, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, come diciamo? E Wayu, ciao!